Vi ricordate il 23 febbraio scorso inaugurazione di una pista ciclopedonale lunga ben 1 chilometro fra il comune di Rosà e Rossano Veneto, attesa da almeno una quindicina d'anni. Una manna dal cielo per la comunità e la pubblica amministrazione, visto che si è trattato di un regalo da parte di due grossi imprenditori. E fin qui tutto bene, se non fosse per un telespettatore avanti con gli anni che ci ha segnalato come quelle pietre poste a lato della pista siano fonte di preoccupazione per chi come lui transita in bicicletta. Sono molto pericolose, ci dice. Se si cade dalla bicicletta non vi è dubbio che ci si fa male. Siamo andati a riguardarci il nostro servizio televisivo registrato al momento dell'inaugurazione. Prendiamo dall'architetto Jacopo Dondi dall'orologio, che ha progettato la ciclopedonale, che proprio quelle pietre sono state messe lì apposta, non solo come abbellimento estetico, ma anche per evitare manutenzione, visto che di erba, certo, non ne cresce. Pietre appuntite, è vero. Forse si poteva pensare a una soluzione più morbida. A tal proposito, come sempre, Rete Veneta si fa promotrice di quanto segnalato e porterà la questione al sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini.